Se hai una tua definizione di Venezia. Una mia definizione di Venezia è al momento, attualmente, secondo me, è una ex capitale che ha la popolazione di un borgo, praticamente, di una cittadina di periferia, ma i problemi di una grande capitale e l'estensione di territorio e la complessità di una grande capitale. Hai detto che sei friulano, da quanto Sì. vivi a Venezia? Da 20 anni circa, E sei arrivato a Venezia perché? per studio. Ah, quindi sei stato uno studente a Venezia? Sì, sono stato studente. Com'è vivere per degli studenti a Venezia? Ti posso dire Secondo il mio punto te? di vista? Dimmi il tuo punto di vista, sì. Il mio punto di vista, se, se uno trova il proprio equilibrio, Venezia è perfetta. Marco, com'è vivere a Venezia? Taglia subito. Come sono le case di Venezia? Cosa vuol dire? Che domanda è? Dammi una definizione di come sono le case di Sono Venezia. complicate, ma belle. Ma gli studenti restano a Venezia? Restano no. Cosa c'è da fare a Venezia? Poco. Ci potrebbe essere lavoro, ma per almeno 100.000 giovani a Venezia. Bisogna fare un lavoro per attirare migliaia e migliaia di giovani, non pochi, una massa critica che riesce a trasformare questa città. Il come non è neanche impossibile, perché tutti i luoghi, le isole abbandonate che ci sono, gli immobili abbandonati, dovrebbero essere dati in gestione gratuita a giovani di tutto il mondo che vengono e ricolonizzano questa città. Come vedi Venezia 1000 anni fa? 1000 anni fa, stupendo. Come vedi Venezia fra 1000 anni? Fra 1000 anni potrebbe non esserci una Avalon. Senti, sei qui da 2 anni, hai detto. In che cosa ti senti ormai veneziana? Non mi sento ancora veneziana. Grazie.